Sono Leonardo Calaon, vice delegato dell'11ª zona per le Prealpi Venete del Soccorso Alpino. Date le particolari condizioni di scarso innevamento, con temperature calde di giorno e estremamente rigide di notte, il Soccorso Alpino Veneto invita tutti i frequentatori della montagna a prestare la massima attenzione in tutti gli itinerari in quota. Spesso la poca quantità di neve trasportata al vento e poi ghiacciata genera delle lisce lastre di ghiaccio con pericolosissime rocce affioranti. È quindi importante, oltre a informarsi prima di ogni escursione sullo stato dei percorsi, indossare per tempo l'opportuna attrezzatura e conoscere le più appropriate tecniche alpinistiche di movimento, specie nei versanti a nord, dove sentieri apparentemente semplici possono trasformarsi in pericolosi scivoli. In ultima, a fronte di qualsiasi percezione di rischio, è sempre meglio saper rinunciare e tornare sui propri passi.